Parla tifoso partenopeo, siamo di nuovo qui sul nostro canale napoletano, dove ogni notizia rappresenta una nuova pagina scritta nella storia del Napoli. Prima di esplorare questo entusiasmante capitolo, vorrei chiedervi di dimostrarmi tutto il vostro supporto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere alcun dettaglio di questa avvincente trama napoletana. Ora immergiamoci nel vortice delle emozioni di questo capitolo cruciale e addentriamoci nel complesso scacchiere dei negoziati di Radu Dragusin, il giovane difensore ambito dai giganti del calcio. I protagonisti di questa trama sono il Genoa e il Tottenham. La valutazione del Genoa oscilla intorno ai 30 milioni, mentre il Tottenham esplora una possibile offerta da 25 milioni in contanti, senza ancora presentare una proposta ufficiale. Il Napoli, desideroso di non restare in disparte, continua a dialogare e presenta una proposta coraggiosa. De Laurentiis offre 20 milioni più il compenso di Østigard e il prestito di Zanoli. La palla passa al Genoa, che si trova di fronte a due possibilità intriganti. La prima consiste nel trasformare il prestito di Zanoli in un trasferimento a titolo definitivo e Østigard in un nuovo prestito, allineandosi così alla valutazione desiderata. La seconda opzione è ricercare un diverso equilibrio economico. Aspettiamo ancora la risposta del Genoa, poiché negoziare con più attori comporta una delicata danza di valutazioni individuali in una trattativa complessa. Tuttavia, il Napoli affronta questa sfida con fiducia, credendo nella possibilità di portare Dragusin tra le proprie fila. Giungiamo così al culmine di questa storia in corso, dove il Napoli, con audacia e strategia, cerca di rinforzare la propria difesa con Dragusin. Aspettiamo con trepidazione la decisione del Genoa, mentre il giocatore, in teoria, sembra accettare entrambe le opzioni. Tuttavia, non sono ancora stati discussi i dettagli cruciali come stipendio e provvigioni. Prima di concludere questo capitolo, voglio sentire le voci appassionate dei fan. Lasciate i vostri commenti qui sotto, condividete le vostre aspettative e costruiamo insieme questa entusiasmante trama. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Siamo tutti uniti in questo viaggio. Forza Napoli sempre!